Duomo di Schio gremito per l'ultimo saluto ad Andrea Callegaro, parenti, amici, colleghi che si stringono al dolore della famiglia. Due comunità piangono il giovane 26enne deceduto in un incidente in montagna. Schio, dove abitava, e Tiene, dove lavorava come agente della polizia locale del Consorzio Nord-Est Vicentino. Il ricordo commosso durante l'omelia, un giovane solare, sportivo, appassionato del creato e della vita. Andrea è stato un innamorato e appassionato della sua famiglia, della vita, appassionato del creato e della natura, a tal punto che sapeva vivere tutto ciò con grande intensità. Solo per evidenziare un aspetto, la sua passione per lo sport, per l'avventura. E questo desiderio di vita che lo sapeva comunicare anche con la sua bellezza, la sua vivacità. L'ultimo addio, il gonfalone di Tiene che lui portava durante le cerimonie ufficiali e le parole di conforto. Andrea come una primavera incantata per chi ha conosciuto la sua luce. L'importante è avere una volta tanto nella vita una primavera incantata, che vi accumuli in cuore tanta luce, tanto splendore,